prossima settimana l'Aula voterà la legge di stabilità 2019, il primo banco di prova di questa giunta Fedriga del centrodestra. Che cosa troveremo in questa manovra finanziaria? Beh, il banco di prova è abbastanza traballante, non c'è stata una capacità di rinegoziare il rapporto con lo Stato, più volte annunciato ma non è stato fatto. Si chiude la finanziaria grazie ancora ai 120 milioni di sconto del patto Padoan-Serracchiani. Non c'è stata, come è noto, concertazione con le categorie economiche e sociali sugli investimenti e i tanto strombazzati investimenti sono in realtà ben poca cosa. Che cosa propone il PD quindi? Di ridare dignità in particolare a quelli che sono i capitoli maggiormente sofferenti dal punto di vista degli investimenti, infrastrutture ed edilizia da una parte e attività produttive dall'altra. Escono mortificati dalla proposta della Giunta Fedriga, proporremo perciò con i nostri emendamenti di rifinanziarli rispettivamente per 30 milioni di euro su infrastrutture ed edilizia e per 25 milioni di euro necessari alla nostra economia. Il debito quindi non è bastato. Il debito non è bastato, al di là degli annunci, e sicuramente non è bastato a rilanciare investimenti e soprattutto non si vede un progetto di regione, quello che veniva annunciato proprio come un'attesa in vista del primo bilancio pieno di questa amministrazione.